Dopo il successo della prima edizione, dal 15 al 19 maggio si svolgerà la seconda edizione della Settimana della Sostenibilità, promossa da Confindustria Veneto Est. A Palazzo Giacomelli a Treviso la presentazione dell'evento, che quest'anno avrà come filo conduttore i temi del sociale e dell'impatto sull'economia e il lavoro nei processi di transizione. Una settimana che non si rivolge solo alle aziende, ma che si rivolge a tutto il territorio, perché noi possiamo lavorare alla crescita e al virtuosismo di essere sostenibili all'interno di un nostro perimetro che è quello industriale, ma deve crescere tutto il territorio. Si è sostenibili e quindi anche attrattivi se tutto il territorio va ad essere sostenibile. Transizione energetica, decarbonizzazione, buone pratiche per garantire la sostenibilità sociale, spesso poco valorizzata. Tante sfaccettature che verranno approfondite per evidenziare strategie, soluzioni e sfide nei percorsi orientati alla sostenibilità. È un momento di incontro, incontriamo le imprese, gli imprenditori, incontriamo gli amministratori locali, incontriamo gli istituti scolastici, dalle elementari quest'anno alle superiori, incontreremo le università, i centri di ricerca, incontreremo le start-up, che è sempre un evento bellissimo e importante. Tra gli attori anche Proetica, associazione non profit che promuove la responsabilità sociale d'impresa. La Proetica, assieme a Fondazione Nord-Est, ha effettuato uno studio importante su un vasto territorio industriale, manifatturiero, e ne ha ricavato delle informazioni molto importanti nell'ambito della sensibilizzazione alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. Fondamentale poi il coinvolgimento delle start-up del territorio. Quest'anno sarà ancora più entusiasmante. Green Bytes è l'evento nell'evento, è l'evento appunto dedicato al mondo delle start-up, quindi diamo luce all'innovazione, in questo caso sostenibile, proprio perché il tema è quello di iniziare a creare rete fra imprese, territorio, università e quindi il mondo dell'istruzione e appunto queste start-up che sono una punta di diamante per il territorio che è sempre di più in crescita e in evoluzione. Ad ospitare la settimana della sostenibilità sarà il complesso Sant'Artemio, sede della provincia di Treviso. Il nostro contributo sarà quello di mettere in evidenza ciò che la provincia di Treviso fa in termini di sostenibilità ambientale, soprattutto rispetto all'edilizia scolastica, un programma di investimenti da 100 milioni di euro, oltre che a sostenibilità, a mobilità green, piuttosto che a efficientamento energetico. Tutti gli eventi in calendario dal 15 al 19 maggio sono aperti al pubblico.